Eder. Mac. Pallister. Duplice omicidio a Volvera, non solo rancore, ma un'ossessione dietro la strage. Nuovi dettagli su Andrea Longo. Non sarebbe soltanto una lite di vicinato il movente della tragedia che il 24 aprile scorso ha sconvolto Volvera alle porte di Torino. Emergono infatti nuovi particolari agghiaccianti sulla personalità di Andrea Longo, il 39enne che ha assassinato a coltellate Chiara Spatola e Simone Sorrentino, giovani fidanzati di 25 e 26 anni, prima di togliersi la vita con la stessa arma. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti e quanto riferito dalla madre di Chiara, dietro la furia omicida di Longo si celava una vera e propria ossessione per la ragazza. Un'ossessione silenziosa, apparentemente innocua, mai formalizzata in atti persecutori ufficiali, ma che a quanto pare pesava come un macigno nella vita della giovane vittima. La paura di Chiara, aspettata sotto casa, voleva che lasciasse Simone. In un racconto doloroso e drammatico, la madre di Chiara ha rivelato che la figlia era spaventata da Andrea Longo. L'uomo, che abitava nello stesso condominio dal febbraio scorso, aveva preso l'abitudine di attenderla sotto casa e una volta le avrebbe anche chiesto esplicitamente di lasciare il suo fidanzato Simone. Chiara non voleva saperne nulla di questa persona. Aveva deciso di non salutarlo più, ha raccontato la donna, descrivendo una situazione di disagio crescente, anche se mai formalmente segnalata alle autorità come stalking. Nonostante ciò, fonti investigative riferiscono che Chiara non risultava essere vittima di atti persecutori in senso tecnico. Non aveva mai sporto denuncia, né erano stati rilevati comportamenti da parte di Longo tali da far scattare misure di protezione. Liti continue e rancore, il difficile rapporto tra Longo e Simone. Se con Chiara l'approccio era silenziosamente ossessivo, con Simone il rapporto era invece apertamente conflittuale. Fin dall'arrivo di Longo nel condominio erano cominciate le discussioni, spesso violente, soprattutto legate a questioni di convivenza quotidiana. Motivo principale delle liti era il rumore provocato dall'auto di Simone, che Longo riteneva eccessivo. Non si trattava di semplici battibecchi. Secondo i vicini, ogni incontro casuale tra i due rischiava di degenerare in scontri verbali anche molto accesi. Tuttavia, nulla lasciava presagire che il rancore di Longo potesse sfociare in una tragedia simile. La dinamica della tragedia, una furia inarrestabile. Il giorno della strage, 24 aprile, Andrea Longo aveva già dato segnali di instabilità. Intorno alle 16 aveva contattato il 118, lamentando malesseri fisici. Quando i sanitari sono giunti sul posto, però, lo avevano trovato in condizioni non preoccupanti, tanto da non richiedere il trasporto in ospedale. 4 ore dopo, il dramma. Longo, armato di coltello, ha fatto irruzione nella casa di Chiara e Simone. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe colpito per prima Chiara all'interno dell'abitazione. Simone, accorso in suo aiuto, è stato a sua volta raggiunto da fendenti. Feriti ma ancora in grado di muoversi, i due fidanzati sono riusciti a scappare sulle scale, tentando di fuggire in cortile. Ma la furia di Longo non si è placata. Li ha inseguiti e ha inferto altri colpi mortali. I due ragazzi sono deceduti poco dopo, nonostante i disperati tentativi di salvarsi. A quel punto, Andrea Longo ha rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola e morendo anch'egli sul posto. I precedenti penali di Longo e gli accertamenti in corso. Dalle prime verifiche emerse in queste ore, Andrea Longo aveva precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e legati allo spaccio di droga. Un profilo criminale preoccupante, che però negli ultimi tempi sembrava essersi mantenuto sotto traccia, senza episodi eclatanti. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Torino, stanno ora approfondendo ogni aspetto della sua vita recente, compresi eventuali disturbi psicologici non diagnosticati, il possesso dell'arma usata per l'omicidio e i contatti avuti nei giorni precedenti al delitto. Sono in corso anche analisi tossicologiche per verificare se Longo avesse assunto sostanze il giorno della tragedia. Un quartiere sotto shock, non ci siamo accorti di nulla. Nel quartiere il clima è ancora pesante. I residenti raccontano di aver percepito un crescente disagio nei rapporti tra le vittime e il loro assassino, ma nessuno aveva previsto un epilogo simile. Sentivamo litigi, ma pensavamo a normali discussioni tra condomini, ha dichiarato una vicina. Ora restano sgomenti, dolore e una domanda che rimbomba in tutte le case.
Si poteva evitare? I funerali e l'ultimo saluto. Nel frattempo si stanno organizzando i funerali di Chiara e Simone, due giovani che sognavano un futuro insieme e che invece hanno trovato la morte nel posto che credevano sicuro, casa loro. Le famiglie devastate dal dolore hanno chiesto riservatezza mentre la comunità di Volvera si stringe intorno a loro. Liliana Resinovic avrebbe compiuto 67 anni. Peccato che invece di spegnere candeline qualcuno abbia spento lei. Niente torta, niente candeline, niente foto buffe con il cappellino da festa. Solo il solito giardinetto di Trieste, versione macabra bomboniera, dove il 5 gennaio 2022 il suo corpo fu trovato chiuso dentro due eleganti sacchi neri. Altro che sorpresa di compleanno. E a festeggiare questa simpatica ricorrenza c'è Sebastiano Visintin, marito modello, ora ufficialmente indagato per omicidio volontario. Una notizia che non è proprio un fulmine a ciel sereno, visto che sono 3 anni e mezzo che Sebastiano inanella dichiarazioni più contorte di una gara di sci slalom. Ricordate? C'è quel poetico "bisogna zittire Claudio, l'amante di Liliana", roba da manuale di come sembrare sospettosi in 10 parole, oppure quell'introspezione mistica condita da una cosa che io ho provato, detta agli inquirenti nel 2023, senza specificare cosa, rimorso, fastidio o semplicemente voglia di una birretta. Indagato finalmente Visintin, auguri ma senza biglietto. Finalmente quindi Sebastiano passa dal club dei signori sospetti a quello degli ufficialmente indagati con tanto di timbro, un riconoscimento più che meritato, visto l'impegno profuso negli ultimi anni. Non chiamare i soccorsi subito, ma aspettare che l'amante di Liliana, Claudio Sterpin, faccia partire l'allarme come un impiegato responsabile. Parlare di telefoni scomparsi, salvo poi descriverli nei minimi dettagli già nella denuncia. Forse una preveggenza o una dimenticanza, ma negare litigi in casa. Peccato che i testimoni che li ospitarono a cena la sera prima raccontino scenari da quarto grado live. Coltelli, forbici e la felpa della discordia. Ora gli inquirenti hanno deciso di partire dalla base, setacciare casa Visintin, come si fa con i cassetti della cucina della nonna. Risultato? Una sfilza infinita di coltelli e forbici, roba che se si mettevano a vendere su eBay facevano più soldi che lavorando. E poi la famosa felpa gialla. Non un capo qualunque, bensì potenzialmente la pistola fumante. Piccoli filamenti ritrovati sui sacchi e sulla maglia di Liliana potrebbero inchiodare quella felpa tanto chiacchierata. Sebastiano giura che avevano fatto colazione insieme quel 14 dicembre, ma che lei era in pigiama. Peccato che quella maglia lei se la portasse addosso nell'aldilà dei sacchi neri. Coincidenza? Casualità? Effetti collaterali di un brutto risveglio? Il mistero dei 20.000 euro. Missione impossibile. E poi ci sono i famosi 20.000 euro spariti nel nulla. Sergio Resinovic, il fratello, giura di averne sentito parlare. Soldi che Liliana avrebbe provato ad affidare ad amici o vicini, forse temendo che restassero nelle mani sbagliate. Spoiler, ci aveva visto lungo. Strano che uno come Sebastiano, con 560 euro di stipendio al mese, potesse anche solo concepire di avere in casa più soldi di quanti ne avesse mai visti in un anno. E quando gli è stato chiesto ha risposto filosoficamente: chi non ha 15.000 euro in casa e chi non ha un unicorno nel box auto, d'altronde. Vacanze, belle ragazze e chiavi scomparse. Nel frattempo, mentre i sospetti crescevano, Sebastiano non si è scomposto. Interviste a raffica, come fosse una star dei reality show. Trasferte in Austria, perché il lutto è più sopportabile con un paesaggio alpino. Battutine sulle belle ragazze, incontrate in viaggio, che neanche un dodicenne al primo campeggio estivo. Intanto si scopre che le chiavi di Liliana sono sparite nel nulla. Le ha portate via lei, sosteneva Sebastiano. Eppure nessuno le ha mai più trovate. Misteri della fede o della cronaca nera. Letti separati e progetti di fuga, un matrimonio in saldo. Altro indizio da sitcom amara: Liliana voleva i letti separati, come testimonia chi li ospitò poco prima della scomparsa. Un segnale più chiaro di così sarebbe stato scrivere "Voglio la libertà" a lettere cubitali sui muri di casa. Forse Liliana voleva davvero scappare da un matrimonio ormai alla frutta. Forse voleva rifarsi una vita. Peccato che qualcuno abbia deciso di chiuderle tutte le strade, nei peggiori dei modi. In conclusione, oggi per Liliana Resinovic niente festa. Solo il lento, tragicomico dipanarsi di una vicenda che da giallo è diventata farsa.
e che continua a regalarci nuovi capitoli tragicomici, a metà tra Esei Trieste e Boris. E Sebastiano? Beh, lui è ancora lì, pronto a spiegare che è tutto un enorme malinteso. Aspettiamo la prossima puntata. Caso Ilaria Sula. Mark Sampson riscrive la sua versione, spuntano nuovi dettagli e un presunto testimone. Mark Sampson, il 23enne reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, torna a parlare. E lo fa in una lettera che i suoi avvocati, Fabrizio Gallo e Francesco Pillitu, consegneranno ai magistrati nelle prossime ore. Una nuova versione dei fatti ancora tutta da verificare, che si inserisce nel quadro di un'indagine complessa e piena di zone d'ombra, dove ogni parola pesa come un macigno. La rielaborazione della confessione e il ritrovamento del cellulare. Detenuto nel carcere romano di Regina Coeli, Sampson sta cercando di ricostruire la dinga dell'aggressione avvenuta nell'appartamento di via Homs il 26 marzo scorso. Dopo giorni di silenzio, ha chiesto spontaneamente di essere nuovamente interrogato dai pubblici ministeri, manifestando l'intenzione di chiarire le numerose incongruenze emerse finora. Un primo, importante segnale di collaborazione è arrivato con il ritrovamento del cellulare di Ilaria, inizialmente dato per disperso. Sampson aveva dichiarato di averlo gettato in un tombino. La realtà si è rivelata diversa. Il telefono era stato nascosto sotto il materasso di casa della madre, Nors Manlapaz, che risulta ora indagata per favoreggiamento. Un gesto che, secondo gli investigatori, potrebbe valere a Sampson un parziale recupero di credibilità. La nuova versione, portato via da solo il trolley con il corpo. Al centro della nuova narrazione c'è uno dei punti più contestati della confessione, il trasporto del cadavere. Sampson ribadisce di aver agito da solo, senza complici, non solo nell'omicidio, ma anche nell'occultamento del corpo di Ilaria, chiuso in una valigia e avvolto in 2 sacchi neri. Racconta di averlo fatto intorno alle 14, 3 ore dopo l'accoltellamento. Un dettaglio non irrilevante, perché gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno cercando di verificare proprio la tempistica. Se l'omicidio sia davvero avvenuto nelle primissime ore del pomeriggio, quando la luce del giorno avrebbe reso il trasporto del cadavere estremamente rischioso e difficile da passare inosservato. E qui arriva un colpo di scena. Nella lettera Sampson sostiene che un testimone, finora ignoto, lo avrebbe visto mentre trasportava il trolley con il corpo in braccio. «Se non credete che potessi farlo da solo, mettetemi alla prova», avrebbe scritto il 23enne, pronto a dimostrare fisicamente la possibilità di compiere il gesto senza aiuti. Gli investigatori tuttavia mantengono prudenza. Occorrerà identificare e ascoltare questo presunto testimone, se davvero esiste. I punti ancora oscuri, il coltello scomparso e i pugni alla vittima. Restano numerose le ombre che offuscano la versione di Sampson. Prima tra tutte, l'arma del delitto. Il giovane ha sempre dichiarato di aver utilizzato un coltello da pane, poi gettato in un cassonetto. Tuttavia l'arma non è mai stata ritrovata, nonostante le ricerche mirate della squadra mobile, alimentando dubbi su questa parte della ricostruzione. Anche l'analisi autoptica ha smentito una parte fondamentale della sua confessione. Non si è trattato, come sostenuto da Sampson, di un'aggressione fulminea alle spalle. Al contrario, il corpo di Ilaria presenta evidenti segni di una colluttazione, ferite da difesa e contusioni al volto, compatibili con pugni. Segni che raccontano una lotta disperata della giovane nel tentativo di salvarsi. Le indagini sui telefoni e l'incontro tra vittima e assassino. Un altro nodo cruciale riguarda il motivo per cui Ilaria Sula si trovasse nell'appartamento del suo ex. Anche su questo punto la versione di Sampson è apparsa sin dall'inizio lacunosa. Gli investigatori confidano ora nei dati estrapolati dai telefoni sequestrati, sia quello della vittima che quello dell'indagato. Gli ultimi messaggi, le chiamate, le geolocalizzazioni, ogni elemento potrebbe contribuire a svelare il contesto e il movente reale dell'incontro, che per ora resta avvolto nel mistero. Le prossime mosse dell'inchiesta. I magistrati valuteranno la credibilità della nuova versione alla luce delle evidenze oggettive fin qui raccolte e degli ulteriori accertamenti disposti. Tra questi, l'analisi approfondita delle celle telefoniche e la ricerca del presunto testimone citato da Sampson. Parallelamente si continuerà a indagare sul ruolo della madre e su eventuali altre persone coinvolte, anche solo nell'occultamento o nell'intralcio alle indagini. Per ora,
La vicenda continua a destare indignazione e dolore, con una comunità ancora sotto shock per la morte brutale di una ragazza di appena 22 anni. La speranza degli inquirenti è che presto tutti i tasselli mancanti possano trovare una collocazione chiara per restituire alla memoria di Ilaria la verità che merita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.